Una colonna di fumo nero altissima, visibile a chilometri di distanza. Un violento incendio si sta divorando i magazzini Munari di Viale Europa Tiene, un negozio molto noto nel Vicentino per la vendita di giocattoli e articoli per la casa. La chiamata al 115 intorno alle 14. Le fiamme si sarebbero sviluppate nell'area dedicata alla ricarica dei carrelli elevatori, propagando un denso fumo all'interno del capannone. Il rogo si è esteso velocemente, imponente la mobilitazione dei vigili del fuoco, 40 i pompieri impegnati con 14 mezzi, squadre provenienti da tutta la provincia ma anche da Padova e Verona con autopompe, piattaforme e autoscale. Sul posto è arrivato anche il personale dell'ARPAV per il monitoraggio ambientale, vista la tipologia dei materiali interessati dal rogo. In attesa dei risultati, il sindaco fa un invito alla popolazione. A scopo precauzionale invito tutta la cittadinanza, in particolare nelle zone limitrofe all'incendio, a tenere le finestre chiuse, disattivare gli impianti di ventilazione e condizionamento dell'aria. Vedete che i vigili del fuoco e le varie forze dell'ordine sono ancora qui sul posto per gestire l'emergenza, quindi raccomando di evitare la zona interessata per non intralciare le operazioni di soccorso e di limitare gli spostamenti all'esterno se non strettamente necessario. Le persone intanto sono state fatte allontanare dal luogo dell'incendio e i residenti indossano la mascherina per proteggersi. Perché adesso si sente un po' l'aria, un po' d'odore, allora in Munari c'è tutta plastica, quindi presumo che tutto quello che ha bruciato sia nell'aria la plastica. Le cause del rogo restano da accertare, nell'incendio non ci sarebbero feriti, le operazioni andranno avanti ancora per molte ore.